Oggi abbiamo fatto un'attività di gruppo che ci ha fatto capire e ragionare anche sulle dinamiche del gruppo e come possono portare allo sviluppo di comportamenti ludopatici, per esempio. Tra le attività di prevenzione che noi proponiamo nelle scuole, oggi siamo qui presenti al Fermi per questa attività connessa alla settimana della sensibilizzazione del progetto Cambio Gioco. Sono attività interattive, ludiche, dove i ragazzi si divertono, stanno bene e alla fine si sviluppa un pensiero anche critico su alcuni meccanismi, alcune dinamiche che influenzano poi la vita di tutti i giorni e possono portare a problemi di salute, quali i comportamenti a rischio legati alla ludopatia, al gioco d'azzardo, ma anche poi tutti gli altri comportamenti di rischio legati alle dinamiche del gruppo, all'influenza dei pari e ai bisogni di appartenenza e di condivisione che spesso portano ad agire comportamenti anche dannosi per se stessi e per gli altri. Ci sono due modi di sensibilizzare i ragazzi e i giovani e giovanissimi al tema della prevenzione da questo tipo di comportamenti a rischio. Il primo è quello di fare la lezione frontale, di portare informazioni, di dare delle spiegazioni, di metterli di fronte alle conclusioni o alle conoscenze che noi adulti abbiamo maturato. Il secondo invece è quello che abbiamo applicato oggi della modalità maieutica, cioè coinvolgere i ragazzi in un'esperienza attiva, partecipata e poi lasciare a loro il compito di tirare delle conclusioni, di riflettere su quanto hanno vissuto nell'esperienza proposta, ma anche sui meccanismi di inganno, di autoinganno legati a determinate dinamiche che poi possono appunto condurre ai comportamenti a rischio. Ebbene, questa seconda modalità è quella che preferiamo perché da questa scaturiscono delle vere perle, i ragazzi fanno delle riflessioni e tirano delle conclusioni straordinarie, forse migliori di quelle che avremmo potuto proporre noi e possono dire veramente delle cose di grande valore. Oggi abbiamo fatto una bella esperienza perché abbiamo costruito delle navicelle con delle uova e non dovevamo insomma rompere le uova che erano all'interno ed è stato molto interessante perché nel mio gruppo eravamo tutti diversi con delle idee diverse e solitamente non siamo abituati a lavorare insieme e quindi è stato molto bello anche se io non sono una persona che è molto abituata a lavorare in gruppo e forse preferisco solitamente lavorare da sola, però oggi è stata una bella esperienza. E la classe che è stata appunto selezionata per questo progetto oggi ha lavorato benissimo, mi ha sorpreso intanto il divertimento che c'è stato, avevano proprio uno spirito di gruppo, è vero, di competizione, ma c'era molta allegria nell'aria e poi mi ha stupito anche la consapevolezza, poi l'analisi che hanno fatto dopo, tantissimo. È stato un bellissimo progetto perché abbiamo lavorato molto di squadra e spesso con tutta la classe è più difficile, con gruppi di 5, 4 e 5 è stato più facile e mi sono divertita molto e è stato anche molto educativo all'ultima parte e è stato bello vedere come un progetto così semplice e divertente possa portare anche una bella riflessione. Devo dire che è stata una bellissima esperienza anche perché sono nate relazioni o comunque ho visto gruppi all'interno della classe lavorare quando normalmente non sono i gruppi che lavorerebbero ecco, spontaneamente, ma hanno dato una dimostrazione proprio di essere uniti per l'obiettivo finale, alla fine era questa la cosa importante. Nel lavoro di gruppo di oggi, in cui ci siamo molto divertiti, inizialmente la cosa che mi ha stupito è stato che non si vedeva il rapporto con la dipendenza e non si notava come potesse essere correlata questa attività, ma col pensiero che abbiamo fatto alla fine dell'attività siamo riusciti a trovare questo collegamento. Dall'attività di oggi ho capito che le dipendenze possono nascere anche da un contesto in gruppo dove spesso si è portati a fare delle cose anche sbagliate, magari perché diciamo condizionati dalle altre persone e da ciò che il fatto che vorremmo essere accettati da queste persone.
Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati alla terza edizione di Cambio Gioco, la settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da UL6 Euganea di Padova, in collaborazione con Alter Evo, Società Benefit e IM. Ringraziamo fin da ora tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio e i numerosi partner e media partner che a vario titolo sostengono e promuovono questa iniziativa. Siamo ancora una volta a Padova, questa volta all'interno del Barco Teatro, e stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6 Euganea. In questa settimana parleremo di prevenzione e promozione della salute grazie alla presenza di numerose personalità di livello nazionale e internazionale, esperti di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, di filosofia, di neuroscienze, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e molto altro. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa terza edizione è Connettiamoci, la rete come patrimonio di salute. Il focus di quest'anno sarà dunque lo stare in connessione e il riflettere sull'importanza delle relazioni umane che sono significative per creare reti sociali e istituzionali di valore, le quali sono alla base di approcci collaborativi nella cura e nella prevenzione delle dipendenze in generale e in particolare quando parliamo di disturbo da gioco d'azzardo patologico. Come avrete certamente potuto vedere, c'è un sito dedicato all'evento dove sono disponibili tutti i materiali e da cui potete anche scaricare l'intero programma. L'indirizzo è www.cambiogiocoul6incifra.it e sul sito resteranno inoltre a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri, quindi veramente un patrimonio molto utile e interessante, dove tra l'altro trovate anche le edizioni precedenti. Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e ringraziamo tutte le persone che stanno facendo questa operazione e che ci stanno dando un supporto. Salutiamo quindi le molte persone che ci seguono, che ci stanno seguendo da tutta Italia grazie appunto alle dirette, e le persone in sala. Oggi con noi abbiamo il piacere di avere la classe terza D del Liceo Scientifico Fermi di Padova, a cui chiediamo anche di farci sentire. Ovviamente avremo altre classi in questi giorni sia in presenza che in videocollegamento, però questa, lasciatemelo dire, è la mia preferita perché avete visto anche che hanno partecipato a un laboratorio con il sottoscritto, quindi siamo veramente molto felici di avervi qui con voi e ringraziamo gli insegnanti che vi hanno portati qui. E poi abbiamo videocollegati l'Istituto Superiore Giorgi Fermi di Treviso con le classi prima DIN e terza DINT e la quarta GTR dall'Istituto Leonardo da Vinci di Padova. C'è inoltre la classe quarta DS e ancora dal Liceo Artistico Pietro Selvatico di Padova la classe quarta D e infine la terza AFM dell'Istituto Kennedy di Monselice, e quindi grazie a tutti gli istituti che stanno coinvolgendo i ragazzi anche in aula perché partecipino da remoto a questa iniziativa. Allora invito sul palco a raggiungerci la dottoressa Valeria Zavanna, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'UL6 Euganea, per un primo saluto istituzionale. Grazie per essere qui con noi, dottoressa, la cogliamo con un applauso. Buongiorno a tutti. Sono il direttore del Dipartimento per le Dipendenze dell'UL6. Sarò breve e indolore e quindi non faccio grandi saluti istituzionali. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno collaborato al lavoro da parte del nostro Dipartimento, ma soprattutto il sostegno dell'UL6 che ha permesso anche di poter portare avanti un certo tipo di lavoro oltre al sostegno della Regione. In questo senso io saluto tutti, in particolare gli operatori, la dottoressa Camporese che ha portato avanti questo progetto, tutto lo staff che ha circolato e che ha permesso di poter sviluppare questo progetto, e anche, permettetemi, vorrei ringraziare anche tutti gli operatori dei vari CERT dell'ULS Euganea che in qualche modo hanno collaborato mantenendo l'ordinario del loro lavoro e hanno permesso agli altri di poter avere questo spazio di lavoro molto specifico. Io mi fermo qui e passo la parola al dottor Vito Sava.
che è il direttore della Grazie dottoressa. Alta e Bassa. Sì, grazie. Ringraziamo la dottoressa e anche il dottor Vito Sava, direttore dell'unità operativa complessa Alta e Bassa Padovana dell'U6 Euganea. Grazie dottore. Buongiorno, grazie. E i ringraziamenti istituzionali li ha fatti la dottoressa Zavanni. Io ringrazio i ragazzi che sono qui presenti, che sono collegati. Il Fermi mi ricorda mio figlio che ha studiato all'Istituto Fermi e che stamattina ho avuto modo di accompagnare in stazione, che andava a Firenze a studiare. È una cosa bella e credo che sia l'occasione per dire che questi momenti sono l'occasione per progettarsi nel futuro. Ecco, la prevenzione delle dipendenze ci proietta verso il futuro. Questo è il senso di avere ragazzi collegati e questo è il senso di una parte del lavoro del Dipartimento delle Dipendenze. Questo è l'augurio che facciamo a voi in questa settimana delle dipendenze. Grazie a tutti per questo lavoro, soprattutto ai nostri collaboratori. A presto, saluti. Grazie dottore. Ed è la volta ora del dottor Stefano Vianello, direttore dei servizi sociosanitari dell'U6 Euganea, che invitiamo a prendere il posto del dottor Sala per un saluto a sua volta al Festival Cambio Gioco. Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io vi porto innanzitutto il saluto del nostro direttore generale, dottor Paolo Fortuna, e mi unisco ai ringraziamenti che ha già fatto in modo molto chiaro, ma voglio sottolinearli, della dottoressa Zavanni e hanno fatto il dottor Vito Sava, a tutti gli operatori del CERT, in particolare la dottoressa Camporese, per questa settimana. Tra l'altro mi fa molto piacere, io nel 78 ho fatto il Fermi e ho fatto il liceo nell'istituto di Padova, che è qui presente. Allora, che dire di questa settimana? Intanto questa settimana di studio ha un titolo molto intrigante. Connettiamoci, va benissimo in tanti campi, ma soprattutto nel campo delle dipendenze. Sfruttiamo un finanziamento regionale da fondi nazionali e speriamo soprattutto la finalità di questa settimana è quella di attirare l'attenzione. Io in passato ho parecchi anni, mi sono diplomato tanti anni fa al Fermi e abbiamo usato le stesse tecniche, le stesse metodologie, prima per il tabagismo, poi per l'alcolismo. Adesso si sta cercando di utilizzare la stessa attenzione nel mettere sulla lente di ingrandimento e tutte le attività che possono essere facilitative e utili per affrontare. La nostra azienda, sappiamo, ha 6 ambulatori per il trattamento della dipendenza patologica da gioco, ha tutta una serie di iniziative di prevenzione che devono però essere diffuse in tutto il territorio, e mi fa molto piacere che oggi siano collegati a noi tanti colleghi, tanti utenti, sicuramente dal Veneto, ma mi pare anche da fuori regione. Quindi io rinnovo il nostro ringraziamento soprattutto a tutti gli operatori che hanno organizzato questa interessante settimana che vedrà una serie di appuntamenti. Oggi è quello della scuola, ma poi ci saranno tanti altri temi che verranno affrontati con illustri relatori, che ringrazio fino ad ora. Mi fermo qua perché vi ho già annoiato abbastanza e buon lavoro a tutti. Grazie mille, dottor Vianello. E allora entriamo nel vivo di questo primo incontro della prima giornata. L'incontro inaugurale si intitola Come dominare il mare del web. Abbiamo con noi per questo interessante tema Ric Dufer, filosofo, autore e performer teatrale. Grazie Ric Dufer di averci raggiunto qui al Barco Teatro, lo accogliamo con un applauso. Grazie. Ecco, allora una premessa a questo incontro la trovate comunque nel materiale che potete scaricare dal sito e quindi nell'intero programma. Navigare nel vasto oceano del web richiede attenzione e consapevolezza, soprattutto per i giovani che si trovano di fronte a un panorama in continua evoluzione. La rete offre certamente un potenziale infinito di crescita e scoperte, ne parleremo in questa settimana, è un contenitore di conoscenza e un punto di incontro virtuale. Tuttavia vanno prese in considerazione anche le criticità, i pericoli che spesso sono reali, come le dipendenze digitali e la disinformazione, e quindi riteniamo utile per i giovani avere delle occasioni per attrezzarsi in modo da poter affrontare e prevenire questi pericoli, soprattutto sviluppando un pensiero critico e imparando a gestire il tempo digitale in modo consapevole. Tutti gli esperti sottolineano l'importanza di un'educazione continua, non solo all'acquisizione delle competenze tecniche, ma anche e soprattutto nel capire
come il digitale influisca sulle nostre emozioni e relazioni. Questo per coltivare una visione equilibrata del digitale e quindi far sì che diventi un alleato piuttosto che un ostacolo. Ecco perché abbiamo con noi un esperto di questi temi con il quale abbiamo deciso di darci del tu, anche per creare un clima colloquiale che possa coinvolgere i ragazzi poi nella fase successiva del dibattito e delle domande. Si tratta di Riccardo Dal Ferro, in arte Ric Dufer, che è filosofo, autore e performer teatrale. Ha creato il podcast filosofico Daily Cogito, che ha oltre 2 milioni di ascoltatori mensili sul web. Ric Dufer porta nei teatri d'Italia alcuni monologhi, tra cui Seneca nel traffico, Quanti giga pesa Dio, Le vite di Spinoza e Le cogitate impossibili, degli spettacoli che mettono insieme filosofia e satira. Ha pubblicato diversi libri, tra cui I pianeti impossibili, Elogio dell'idiozia, Spinoza e Popcorn, I racconti della vera nuova carne, Seneca tra gli zombie, La parola Don Chisciotte e Critica della ragion demoniaca. È autore di un podcast, di diversi podcast originali, tra cui A mente libera, Cose serie, e di un podcast esclusivo su Audible, Parole preziose, ed è inoltre cofondatore della Cogito Academy. L'abbiamo presentato nel modo più completo possibile. Prima di lasciargli la parola, ricordo a tutte le persone che ci seguono anche da remoto che possono porre delle domande al nostro relatore o commentare le dirette nei profili social, anche utilizzando un numero dedicato che vedrete a breve in sovraimpressione, che è 370-318-6802. Quindi vi invitiamo a essere attivi, perché l'idea è proprio quella di stabilire connessioni anche con voi che ci seguite da casa o da scuola. Lascio quindi la parola a Ric Dufer e auguro a tutti buon incontro. Grazie Ric. Grazie mille. Allora, ciao a tutti intanto, grazie per essere qua. Il tema di cui discutiamo oggi è un tema veramente delicato e io spero che siate pronti a ricevere qualche informazione un po' scioccante, però la prima parte da una domanda. Chi di voi è mai stato dentro un casino? Anche gli adulti, non mentite, ah ecco, vedi, facevano finta di nulla, perfetto. E chi di voi entra ogni giorno o comunque abbastanza di sovente su TikTok? Ok, su Instagram? Perfetto. L'informazione è che entrate tutti quanti ogni giorno dentro un casino, solo che è pensato in modo diverso. E perché dico questo? Chiunque sia entrato in un casino sa perfettamente che si tratta di un ambiente molto particolare. Per chi non c'è stato, perché ovviamente siete minorenni, quindi non ci siete mai stati, è un luogo che in realtà io apprezzo molto, mi piace. Poi non sono un giocatore d'azzardo, mi piace un po' il blackjack, ma di solito quando entro so che spendo quei 30 euro e non di più. E di solito esco senza quei 30 euro, ma non importa. Un casino è strutturato in un modo molto particolare e ci sono degli studi che mostrano come nel corso del tempo si sia evoluto il modo con cui chi progetta un casino pensa all'ambiente. Sapete qual è la prima regola di chi progetta un ambiente all'interno di un casino? Niente svolte a gomito. Niente svolte a gomito, cioè nessuna curva stretta a gomito. Il casino deve essere tutto quanto fatto di curve molto larghe. Se voi entrate in un casino, la prima cosa che noterete, una su tutte, non ci sono orologi, perché ovviamente l'orologio ti ricorda che stai facendo un po' troppo tardi, ma soprattutto in un casino ci sono soltanto forme rotondeggianti. I tavoli spesso sono rotondeggianti, non ci sono angoli. Le zone delle slot machine sono tutte curve sinuose, il cui scopo è duplice. Il primo è quello di accompagnarti morbidamente di volta in volta, di slot in slot, di ambiente in ambiente, ma la seconda questione, che è quella veramente importante, è che tu non devi mai trovarti di fronte a un bivio, mai trovarti di fronte a un momento in cui la tua testa si accende per dire «E mo che faccio?». Quando tu ti trovi di fronte a un bivio o a una curva a gomito che a destra porta verso un luogo, a sinistra verso un altro, lì, in qualunque ambiente tu ti trovi, devi compiere una scelta. E quando compi una scelta, nel nostro cervello accade una cosa ben precisa. Si attivano delle funzioni che valutano in modo il più possibile critico quello che accadrà dall'una o dall'altra parte.
lo sappiamo quando giriamo in una città senza conoscere bene l'ambiente in cui ci troviamo. Certo, oggi c'è Google Maps che ci aiuta, ma se tu giri in una città senza avere Google Maps, se tu prendi una strada o l'altra rischi di allungare magari di 10 minuti il percorso per arrivare alla tua destinazione, e quindi la tua testa deve entrare nel gioco e dire: e adesso che faccio? Valuto, vado, decido, faccio una scelta. Laddove in un ambiente non ci sia mai quell'occasione, la testa, in questo senso, non si attiva mai. Ecco, sappiate che un progettista di casinò ha lo scopo di non far mai attivare quella scelta nella testa del suo utente. Perché? Perché in realtà vuole accompagnarti morbidamente, sinuosamente, senza attriti, senza frizioni, senza difficoltà, senza bivi, senza pensiero critico, verso dove il casinò vuole portarti. E tutto il progetto di un casinò è legato a questo. È il casinò che ti porta, non sei tu ad andare. Perché ho cominciato dicendo che voi entrate ogni giorno in un casinò? Perché dovete sapere che fra i programmatori, di chi crea i sistemi di TikTok, di Instagram, quelli che vi coinvolgono, il cosiddetto engagement, ci sono persone che lavorano nel gioco d'azzardo. Ci sono. Sono proprio persone che spesso hanno lavorato nel campo delle slot machine, hanno lavorato nel campo di quegli ambienti che ti coinvolgono morbidamente in qualcosa di divertente. E perché fanno questo? Perché il social media ha la stessa funzione del casinò. Non deve mai metterti di fronte a quel momento in cui la tua testa può scegliere, perché quando la testa può scegliere potrebbe anche scegliere di andarsene, come nel casinò. Non devi mai scegliere, perché quando scegli ti ricordi che hai speso troppi soldi, sei lì da troppo tempo, c'è una famiglia a casa che ti aspetta e magari è il momento di levare le tende. La stessa cosa vale nei social media, dove passiamo e passate tantissimo tempo. Ecco, rendersi conto di questa informazione è essenziale. Perché? Perché se voi adesso prendete questo e entrate su Instagram, adesso vanno molto di moda i reel, o anche su YouTube, che purtroppo ha cominciato a secondare questa tendenza con gli shorts, oppure TikTok, il cosiddetto infinite scrolling, quindi il fatto di essere davanti a uno schermo e di fare lo scrolling di questi contenuti, ha lo stesso tipo di impatto per il nostro comportamento del camminare all'interno di un ambiente di casinò. Perché in realtà, se nel casinò la curva morbida ti accompagna verso i luoghi dove il casinò vuole portarti, all'interno di TikTok o di Instagram, tu sei in un ambiente dove è il social a volerti portare in un certo luogo. E com'è che riesci a farlo? Eliminando gli attriti. C'è una parola essenziale nel mondo anglosassone che definisce questo tipo di approccio, ed è frictionless. La frictionlessness society è la società priva di frizioni, priva di attriti, priva di quei momenti spesso difficili, spesso complicati, critici, in cui l'individuo viene per un momento slegato da ciò che lo circonda e deve compiere una scelta. Se noi togliamo tutte queste occasioni, se noi eliminiamo tutti gli attriti e facciamo sì che ogni passo sia morbidamente accompagnato, ecco che abbiamo il casinò, ecco che abbiamo il social media, ecco che abbiamo un utente che non si ferma mai, o meglio, non viene mai aiutato a fermarsi per chiedersi cosa diavolo sto facendo. Ora, parliamoci chiaro, ragazzi, voi avete 16, 17, 18 anni, quindi terza, quarta, quinta superiore. Io ringrazio il cielo di non aver avuto TikTok o Instagram alla vostra età, per fortuna. Io credo che voi stiate affrontando una delle sfide più devastanti che un adolescente possa veramente affrontare, e cercherò di descrivervela bene quest'oggi perché è molto subdola. Però il punto essenziale da comprendere è che se voi adesso ci pensate bene, pensate a tutti quei momenti in cui avete aperto, che ne so, YouTube, perché avevate un compito di chimica o di letteratura il giorno dopo e vi siete messi a cercare un video che vi spiegasse, che ne so, la chimica organica, oppure come funziona un certo tipo di equazione. Ci sono per fortuna su YouTube soprattutto, ma anche sugli altri social, sono strumenti essenziali. Anch'io ho imparato un sacco di cose attraverso YouTube nella mia vita, ancora oggi lo faccio, però sono certo che se ci pensate accade questo, che voi avete un ricordo in cui vi mettete davanti al video di chimica organica, e il video ovviamente è un video di minimo un'ora, un'ora e 10, dopo 2 minuti però il vostro occhio va sui video correlati. E nei video correlati c'è il video di
gattini che ruzzolano giù dalle scale, oppure c'è il videoclip di quell'artista che va tanto di moda, oppure c'è una serie di bloopers di The Office o di chissà che cos'altro. Voi non guardate neanche The Office perché ormai io mi sento vecchio quando dico The Office, ma guardatelo perché è molto divertente. Ma detto di questo, in molti casi capita che voi cliccate e una volta che entrate in quel loop, solitamente la vostra testa vi dice adesso mi guardo questo video che dura 3 minuti e mezzo, poi torno, ma una volta visto quel video di bloopers ce n'è un altro correlato, o magari c'è addirittura la riproduzione automatica che vi porta a un video simile a quello, e poi un altro. E quante volte capita di dire volevo passare 3 minuti su quel video, ho passato 3 ore e mezza a guardare cose che in realtà ho già dimenticato? Quante volte vi capita? Capita, è inevitabile. Perché? Perché questi ambienti sono minuziosamente pensati proprio per questo. Così come uno entra in un casinò e dice spendo sti 30 euro, ci sto dentro un'oretta e nulla più, e poi esce 6 ore dopo avendo speso 500 euro, 1000 euro, e magari si indebita pure. E il meccanismo è esattamente lo stesso. Ora, non voglio dire che il gioco d'azzardo sia una dipendenza tanto grave quanto la dipendenza da social media, perché in realtà noi lo sappiamo, abbiamo anche delle misurazioni, qui ci sono dei medici, degli esperti, però abbiamo delle misurazioni che ci dicono per esempio che è più facile distaccarsi dal mondo dei social media che non dal mondo del gioco d'azzardo, perché il ludopatico che entra nei casinò e spende soldi ha anche il legame economico, per cui ha sempre l'idea di ritornare della spesa fatta. Però noi, in questo momento storico, su questi casinò virtuali spendiamo un sacco di risorse, il nostro tempo, ma non soltanto, le nostre opportunità perse, perché laddove io perdo 4 ore a guardare video di gattini su TikTok o Instagram, quelle 4 ore non sono soltanto dedicate a quello, ma sono tolte a qualcos'altro, sono tolte alla socialità, sono tolte allo studio, sono tolte all'interazione umana, sono tolte a ascoltare il mio amico che ha una grave difficoltà a scuola, sono tolte al prendermi cura di me, all'allenarmi, a tutte cose. Quindi il costo dei social media da questo punto di vista esiste, ed è il vostro tempo, ed è anche l'opportunità che voi perdete di fare qualcosa che vi arricchisca. Ma tornando al discorso, è essenziale comprendere questo, perché se noi non comprendiamo che i social media sono esattamente strutturati come un casinò, noi rischiamo sempre di avere quell'idea secondo cui il social media è soltanto un po' di divertimento, è soltanto un momento per staccare. Certo, può esserlo, così come può esserlo persino entrare in un casinò una sera e starci un paio d'ore, può essere un momento per staccare, ma ti stai dando la possibilità di staccare da quello? Noi stacchiamo all'interno di questi divertissement, di queste distrazioni, di questi intrattenimenti. Poi su queste parole ci torniamo che sono importanti. Ma poi abbiamo la forza autonoma di staccarci da loro? Perché capita questo, la descrizione che vi ho fatto capita di distaccarci dalla realtà e dire devo studiare, i miei genitori mi rompono le scatole, e c'è quell'altro che è l'insegnante e basta, e magari ho i miei problemi e quindi aspetta, stacco. Che ci sta come pensiero, anch'io stacco per fortuna ogni giorno, però poi non c'è il secondo stacco, non c'è quasi mai, perché entriamo in una visione frictionless che possiamo definire senza attriti oppure lubrificata. Ecco, qui vorrei puntare l'attenzione, ragazzi, perché qui secondo me c'è la cosa che anche la filosofia cerca di dire da molto prima dei social media. C'è una cosa che la filosofia cerca di dire da, direi, 3000 anni, cioè chi è che fa filosofia qua fra di voi? Lo fate tutti filosofia? Ok, perfetto. Quando leggete i filosofi che vi sembrano questi antichi, vetusti individui che potevano fare di meglio rispetto a scrivere le loro cose, fermatevi un secondo e rendetevi conto che in realtà questi erano individui con gli stessi problemi nostri e vostri e che hanno usato la filosofia per affrontare quei problemi. Quindi, prima di tutto, la filosofia non è quella cosa astratta che vi appare, ma è un modo per intervenire su questi aspetti. Peraltro la filosofia, accanto alla psichiatria, accanto alla psicologia, è uno strumento fondamentale ed essenziale. Poi vi citerò anche un autore che questo l'ha capito perfettamente e che ci dà qualche indizio ulteriore. Però ecco, la filosofia da sempre cerca di dire una cosa che adesso è un'altra informazione che potrebbe un po' scioccarvi. Dopo che siete ogni giorno in un casinò, vi dico che voi non soffrite abbastanza. E dici, ma questo qua è scemo, ok? Cosa sta dicendo? Adesso vi spiego cosa voglio dire. Il motivo per cui questi ambienti frictionless, questi ambienti lubrificati
funzionano. Sapete qual è? È il fatto che ci allontanano dai nostri dolori, ci allontanano dalle pesantezze, ci allontanano dagli attriti della vita. Tutti quanti lo vivete, siete in adolescenza, quindi è l'epoca in cui gli attriti sono più dirompenti. Avete le amicizie che un giorno sembrano meravigliose e poi il giorno dopo sono cadute, avete genitori insegnanti che sembra che remino contro la vostra realizzazione e vi rendono miserabili e infelici ogni giorno, avete un sacco di modelli intorno a voi che vi sembrano più di successo, più belli, più bravi, più intelligenti, più simpatici di voi e vi dite ma che cosa ho di sbagliato io? Dimenticandovi che in realtà tutti quei modelli in realtà in parte mentono, ma anche questo poi ci torniamo, e questa cosa vi crea un disagio enorme. Ecco, è normale vivere questo disagio. Io alla vostra età ero un individuo disastrato completamente, ero confuso e peraltro avevo dei problemi a livello comportamentale, ero una persona, mi vedete anche come mi esprimo, un po' troppo esuberante, ok, mettiamola così, per usare un eufemismo. E io facevo fatica a incanalare questa energia, questa esuberanza. Per fortuna ho scoperto il teatro, che mi ha letteralmente salvato la vita, ma capisco cosa vuol dire essere voi, perché 20 anni ero voi e non mi sono dimenticato, anche perché i problemi tranquilli non li ho risolti tutti, quindi da questo punto di vista non si risolve mai la vita come se fosse un'equazione matematica. Però ciò che la filosofia, e ciò che questo mi ha catturato tantissimo alla vostra età, ciò che la filosofia mi ha fatto capire è che non c'è nulla di sbagliato nel dolore che proviamo. E anche qua qualcuno dirà, vabbè, però non esageriamo, e sono d'accordo, ma il punto essenziale è che la vita procede proprio attraverso quegli attriti che i social media e i casinò del mondo vogliono lubrificare. Cosa voglio dire con questo? Sicuramente alcuni di voi hanno già delle relazioni sentimentali, sicuramente acerbe, magari qualcuno ha già incontrato l'amore della propria vita, ve lo auguro, è una cosa bellissima, però normalmente alla vostra età ci sono i primi amori, le prime relazioni, da cui poi si impara. E com'è che si impara dalle relazioni? Si impara facendo cazzate, cioè si impara sbagliando, si impara mentendo alla persona e subendo le conseguenze delle menzogne. Si impara non comprendendo certi comportamenti altrui e vedendo quanto quel fraintendimento ci fa soffrire. Si impara a scuola attraverso non tanto il brutto voto, ma anche il disagio profondo di un risultato che non è in linea con le aspettative. E si impara nella vita esattamente da quegli attriti, da quelle frizioni dure, pesanti, perché la vita è esattamente questo. Cioè maturare significa trovarsi di fronte a quel bivio, quella curva a gomito che spesso in realtà non è neanche un bivio, ma è un quadrivio incasinatissimo, incredibile, incommensurabile, di fronte a cui ci sentiamo angosciati, e prendere una strada che sarà quella sbagliata. Cioè fare una scelta, attenzione, non soltanto fermarsi e attivare quella parte del cervello che ti fa dire ok, voglio andare in quella direzione, ma pure accorgersi che era la peggiore direzione possibile e beccarsi delle conseguenze che poi ti porti avanti per tutta la vita. Io di queste cose ne ho fatte una montagna, ma tante. Ho sensi di colpa, rimpianti, con cui ogni giorno devo fare i conti. Non si scappa da queste cose, ma è attraverso quegli attriti e quelle frizioni che nel tempo ho imparato ad affinare i miei comportamenti, la mia personalità. Perché, e qui veniamo alla filosofia, c'è un filosofo che io amo molto che è Epitteto. Epitteto è uno stoico del primo secolo d.C. Lui era pure uno schiavo che è stato liberato dal suo padrone perché è troppo saggio, pensate voi, cioè è il sogno di ogni filosofo, essere schiavo e venire liberato. Ed Epitteto a un certo punto a un suo allievo dice una cosa che ogni volta che la cito mi fa venire i brividi. Dice: tu pensi che trovare la tua strada sia imparare qualcosa, ma in realtà trovare la tua strada è scavare, togliere, smussare e trovare il carattere sotto il superfluo. Io ve la ripeto questa perché è abbastanza importante. Trovare la propria strada, realizzarsi, non significa acquisire dall'esterno qualche cosa da aggiungere alla mia persona in maniera da diventare tipo l'omino Michelin. Non è questo. Realizzarsi è togliere di mezzo tutte quelle cose che il mondo ci ha aggiunto addosso e che a un certo punto diventano superflue, addirittura interferenze. E quando tolgo, a un certo punto,
trovo quello che Epitteto chiama carattere. Il carattere non è la mia personalità, non è sono timido, il carattere è la capacità di fare scelte in un momento drammatico della vita. È lì che c'è la realizzazione. E questo è un elemento importante perché significa che conoscersi non è un atto di addizione, di moltiplicazione, come oggi in realtà siamo convinti. Quelli che ti dicono cresci, diventa ciò che sei, e tutte queste formulette che poi in realtà tu sei già quello che dovresti essere, solo che sei ricoperto da un sacco di roba che non sei tu. E quindi l'atto di conoscenza di sé è un atto di, e questa parola è importantissima, abrasione. Io vorrei che da questa mattinata vi portaste a casa questo concetto, il concetto di abrasione. Abrasione è una parola brutta, cioè se dovessimo aprire la semantica italiana e guardare dove viene messa la parola abrasione, dov'è che è abrasione? Cos'è che viene in mente con la parola abrasione? Ditemi la prima parola che viene in mente quando dico abrasione. Come? No, non siate timidi, anche questa è un'abrasione. Cosa ti viene in mente? Carta vetrata. È bella la carta, cioè, ti vestiresti di carta vetrata? Non credo, cioè magari a carnevale, non lo so. Un'altra parola, abrasione. Scogli. Bello scogli, mi piace scogli, ti colpisci uno scoglio ed è una bella abrasione, giusto? Un'altra cosa? Montagne. Montagne perché c'è, no, beh, anche perché, ho capito, quindi gli scogli perché subiscono abrasione. Però in realtà gli scogli beccano anche, e le montagne invece subiscono abrasione, bella anche questa. Dai, tirate fuori parole ragazzi. Pioggia. Pioggia, sì, la pioggia è un'abrasione lenta, però, porca miseria, ora di vedere vita natural durante un'abrasione per pioggia, cioè veramente ci metti un sacco di tempo. Qualcosa è più veloce che crea abrasione. Bruciatura. Vedete, sono tutte parole brutte, cioè sono tutte parole brutte che mettiamo in una semantica del disagio. Ci pensate, abrasione non è una roba che dici, tipo, al primo appuntamento non diresti mai alle persone sei una bellissima abrasione, perché quella se ne va, ok? Non è una frase romantica, anche se poi vedremo alla fine lo è tantissimo, però bisogna arrivarci. No, abrasione è una cosa che ti tieni nascosta, dici no, abrasione è una cosa che copri, ci metti una fascetta, non vuoi mostrarla. Ecco, la filosofia, Epitteto in questo caso, ti dice, guarda che il carattere, cioè quello che sei veramente tu, quella che potremmo chiamare la tua anima, viene fuori per abrasione. Cioè viene fuori perché la vita è come quella pioggia, continua, incessante, con per fortuna delle rischiarate ogni tanto, però in mezzo alla pioggia poi arrivano anche dei colpi fortissimi, delle delusioni, dei dolori, delle sofferenze, degli eventi, che ti fanno perdere un pezzo. E quando perdi il pezzo, lo rimpiangi il pezzo e dici porca miseria, ma cioè a me piaceva quel pezzo che ho perso, poi ne perdi un altro, e a un certo punto vieni fuori per il carattere che era destino emergesse, letteralmente. L'atto di conoscenza di sé è una scoperta, non è un'invenzione. Non è che tu prendi e segui quel modello e vedi l'influencer su Instagram che c'ha 20 anni, ha la macchina più bella del mondo, c'ha le ragazze migliori, soldi, successo, popolarità e via dicendo, e tu dici, io vorrei essere come quella persona lì. Al netto del fatto che io, ragazzi, di influencer ne ho conosciuti troppi in realtà, e vi dico, mentono quasi tutti, cioè trovare una persona che dice la verità sui social è veramente, veramente un evento rarissimo, ma il punto è che se tu, per diventare quello che vuoi diventare, per realizzarti, pensi di poter imitare un modello di riferimento, allora lì non stai facendo altro che prendere qualcosa dall'esterno e appiccicartelo addosso. E appiccicandoti addosso cose, a un certo punto, quel carattere sarà molto più difficile da trovare. E quando la vita arriverà a darti i suoi colpi di scoglio, mi è piaciuta l'immagine dello scoglio, e lì diventerà quasi impossibile trovare il proprio carattere. Perché questo atteggiamento ci rende fragili. Ora, io lo so, siete circondati da un lato di modelli che si mostrano straordinari, invincibili, immortali, meravigliosi, ok? Quando in realtà, fidatevi, non lo sono. E dall'altra parte ci sono intellettuali, persone adulte che dicono però i giovani d'oggi sono fragili, i giovani d'oggi non c'hanno voglia di fare, via dicendo. Però nessuno mai di costoro chiede, sì, ma cos'è che ha reso fragile questa? Perché è vero, ma metto dentro anche me. La mia generazione è una generazione fragile.
generazione di persone insicure che non vogliono mai trovarsi di fronte a quelle curve a gomito. E anche voi siete fragili, ovviamente in primo luogo perché siete adolescenti e l'adolescenza è l'età della fragilità, ma siete infragiliti ulteriormente dal fatto che avete un mondo che vi ha convinti che realizzarvi significa aggiungere roba. Pensate a quanta roba aggiungete ogni giorno. Cioè oggi il rumore che vi circonda è terrificante e non c'è mai un momento in cui siete veramente da soli. Cioè provate a pensare, quando è l'ultimo momento in cui vi siete fermati a guardare una parete bianca e chiedervi dove sta andando la mia vita e pensarci per non 3 minuti, ma 45 minuti e magari scrivendovi dei pensieri, prendendovi il tempo per ascoltare quella domanda fastidiosa. Dove sta andando la mia vita? È una domanda veramente orribile da farsi, perché la risposta è di solito non lo so, non ne ho idea. Cosa sto facendo col mio tempo? In cosa mi sto trasformando? Quando è l'ultima volta che vi siete presi del tempo, vero tempo per farlo? Ve la do io la risposta, perché era la stessa cosa che avrei risposto io. Non me lo ricordo. Perché? Perché ogni volta in cui c'è quell'occasione, c'è qualcosa da ascoltare, c'è qualcosa da vedere, c'è qualcosa da scrollare, qualcosa con cui giocare, c'è qualcosa con cui distrarsi. Ecco il casinò. Quello lì è il casinò in cui viviamo e vivete. Il momento in cui tu nella vita sei di fronte a una curva a gomito e poi porti quella domanda fastidiosa, ovvero e mo che faccio? E invece di porti quella domanda, apri Instagram e ti riempi di quei modelli che ti convincono che la tua vita è uno schifo perché non hai il successo che ti viene mostrato. Questo è il casinò. Rendersi conto di questo significa iniziare un percorso di letteralmente disintossicazione. Nessuno che non si renda conto intimamente dell'impatto di questo fatto può veramente iniziare un distacco consapevole da questi mezzi. E attenzione, distacco non significa rinuncia, significa uso consapevole, questo poi ci torniamo alla fine della conferenza. Però torniamo ad Epitteto. Abrasione, stiamo parlando di abrasione, è una cosa negativa. Quella domanda che vi ho appena fatto, ok? Quella domanda in cui tu ti siedi e ti chiedi dove sta andando la mia vita, è un atto di abrasione. Io, le volte in cui mi sono fatto quella domanda, ho scoperto tutte cose negative di quello che ero, facevo, dicevo, pensavo. E quella domanda mi ha permesso di guardarmi in un modo diverso. Io vi racconto adesso una cosa, un momento di abrasione fondamentale della mia vita, in maniera che poi magari quando vi capiterà, e magari vi è già capitato, riusciate a rivedervi in questo e magari non commettere l'errore fatale che tanti compiono. Io faccio questo mestiere, io mi sono laureato qua a Padova in filosofia, una volta laureato avevo bisogno di soldi perché ero squattrinato come pochi al mondo e quindi una volta laureato, visto che non avevo voglia di continuare con l'università, il mio professore di tesi era morto, quindi ho detto no, basta, università, stop. Sono andato a lavorare e ho lavorato in un campo totalmente diverso. Ho fatto il promotore finanziario per 4 anni e mezzo, ok? Quindi gestivo fondi pensioni, soldi degli altri e via dicendo. E vi giuro che andava bene, cioè nel senso nel tempo ho fondato pure una mia agenzia con dei soci, stavo per sposarmi con una donna che dicevo di amare tantissimo, ero circondato di persone che mi sembravano amici e in realtà era tutta una balla gigantesca. E un giorno un mio vecchio amico, uno che mi portavo dietro dalle scuole medie, con cui avevo passato un sacco di avventure bellissime, viene da me e mi dice, sai, io con questo Rick non c'ho voglia di avere a che fare. Non è un momento bello, cioè se io devo prendere la parola abrasione e mostrarvela, è questo, uno dei tuoi migliori amici che ti dice, ascolta, io e te abbiamo chiuso. E io, mentendo a me stesso, cado dalle nuvole, gli dico, ma cosa vuoi dire? Sapevo perfettamente quello che stava dicendo, ma mento a me stesso e dico, ma cosa vuoi dire? E lui è talmente onesto che me lo dice, tu non sei più tu. Io ero amico di Rick, Rick non c'è più, cioè questa è un'immagine diversa. Ora, di fronte a questo momento, ci sono 2 strade, di nuovo vedete il bivio. Una è quella di dire, ma tu da me che cacchio vuoi? Cioè, ma fatti la tua vita e vabbè, ci rivediamo nella prossima, ok? Ma fatti gli affari tuoi. In tanti fanno così. È capitato anche a me di essere questa persona per qualcun altro e sentirmi dire, ma fatti i cavoli tuoi, non in questi termini. L'altra strada, che per fortuna è quella che ho seguito, ma non è soltanto fortuna, è perché me lo hanno suggerito i filosofi di prima, è quella di fermarmi e dire, ok,
questa è una persona che mi conosce molto bene, c'è un motivo per cui mi sta dicendo questo, provo a fare quella cosa che ho imparato dai filosofi, guardarmi vivere. A Marco Aurelio, che era filosofo imperatore, quindi uno, insomma, da prendere un po' sul serio, in un suo passo dice che la saggezza non è nient'altro che guardarsi vivere. Sembra così semplice. Così io dico, visto che questa persona importante nella mia vita mi ha tirato questo tram sui denti, provo a fermarmi e guardarmi vivere. E per qualche settimana ho cominciato a guardare la mia quotidianità in un modo diverso, con un occhio diverso. Ho cominciato a chiedermi, ma quello che sto facendo mi rende felice, realizzato? Oppure è soltanto comodo da portare avanti? Le persone di cui mi sono circondato mi conoscono veramente oppure conoscono la maschera che ho voluto proiettare nei loro confronti? La mia vita, in che direzione sta andando? È quella che il mio carattere mi suggerisce? Oppure è ciò di cui mi sono circondato per piacere, per avere consenso, per avere successo? E tutte queste cose qua. E la risposta è stata un sonoro, proprio un colpo di remo dietro qua, perché quello non ero veramente io. E io lì ho fatto una cosa che poi in realtà potevo rimpiangere grandemente, cioè ho mollato tutto. Vi giuro che i miei soci impazzirono completamente, perché fu una cosa veramente, veramente pesante. Mollai la mia fidanzata, perché in realtà io dovetti dirle: ma tu non mi conosci, non ci conosciamo. Ero entrato in un tunnel in cui non ero più io, letteralmente, ero quello che gli altri si aspettavano da me. E ho cambiato completamente anche il giro di amicizie. Perché? Perché anche quelle erano persone che mi conoscevano per quello che volevo mostrare. Pensate che con i miei colleghi, allora io da sempre sono uno che parla molto volentieri di filosofia, di letteratura e di pallacanestro. Sono 3 dei miei topics preferiti. Trovo talmente poco ascolto in questi argomenti fra i miei colleghi che mi ero fatto l'abbonamento alla Gazzetta dello Sport per capirne qualcosa di calcio, perché era l'unico argomento di cui parlavano. Capite? Io ero andato in una direzione totalmente diversa da quella che ero effettivamente. Quindi ho dovuto rompere in un modo devastante, ho preso l'altra via. Oggi sono qua a fare quello che faccio perché ho fatto quella scelta. Attenzione, al di là fosse la scelta giusta o sbagliata, la cosa veramente importante è che era un momento di scelta. Un momento dirompente in cui, di fronte a quel bivio, ho dovuto attivare la testa e chiedermi che direzione voglio dare alla mia vita. Questa è l'occasione che dobbiamo crearci. E questi strumenti fanno l'esatto opposto. Ci tolgono di mezzo tutte le occasioni per fermarci e porci quella domanda. Distratti come siamo, non soltanto come individui, ma come società, dal rumore che ci circonda, rischiamo di non accorgerci dei momenti di abrasione da cui potremmo scoprire veramente chi siamo. Io vi assicuro che quegli anni sono stati di abrasione. Io, per fortuna, abitavo già da solo, ma mio padre era geometra, quindi un professionista della provincia di Vicenza. Persona che amavo molto, ma molto, molto tradizionalista. Io un giorno vado a casa da mio padre e gli dico: ciao papà, sai, ho mollato il lavoro, quello di cui eri così orgoglioso, che funzionava, ho mollato la mia fidanzata che ti piaceva così tanto, adesso ho un obiettivo nella vita, fare il filosofo, su YouTube. Vi posso assicurare che pochi momenti sono stati così abrasivi. È stato così abrasivo quel momento che io per quasi 2 anni ho temuto di dover rompere con la mia famiglia, perché loro pensavano che io fossi impazzito. E avevano ragione, perché per quello che io avevo mostrato loro negli ultimi 5 anni, ero impazzito. Quello che hanno capito soltanto dopo è che era negli anni precedenti il mio impazzimento, e lì stavo iniziando ad essere sano, solo che è molto difficile per gli altri comprendere queste cose, devi sentirle tu. Ma sapete come le si sentono queste cose? Perché ti prendi quei momenti di cui parlavo prima. Perché ti abitui ad ascoltare la tua voce, quella che arriva quando sei da solo, in silenzio, e che ti rompe così tanto le scatole e ti dice: oh, ma oggi della tua giornata cosa hai fatto? Ti sei comportato bene con il tuo amico? Oppure no? Oppure ti sei approfittato di una situazione particolare? Sei stato sincero in quell'occasione? Ma sei veramente sicuro?
Hai fatto del tuo meglio per aiutare quella persona a cui dici di tenere? Tutte queste domande qua, e sono tantissime, le conoscete perfettamente perché chiudete la porta ogni giorno a quelle voci. Invece vanno ascoltate, ma per ascoltarle bisogna togliere di mezzo, almeno per un tot quotidianamente, il rumore. E qui voglio arrivare a un'ulteriore informazione scioccante. Questo rumore, sapete perché trionfa così tanto nelle nostre vite? Perché noi non vogliamo stare da soli con noi stessi. La voce che sentiamo in quei pochi momenti in cui ci siamo da soli e che chiudiamo mettendoci il nuovo disco di Lady Gaga, bellissimo peraltro, o il podcast che seguiamo, o tutto quello anche Lady Gaga, non ditemi che anche Lady Gaga è da vecchi però, vi prego, no, l'ascoltate Lady Gaga, no, perché cioè, nel senso, cominciavo ad avere un po' di timore, tutte le cose che ascoltiamo, che guardiamo, che giochiamo, le approcciamo perché ci allontanano da quel momento di silenzio, perché non vogliamo quel momento di silenzio, ed ecco quindi l'informazione fondamentale da interiorizzare adesso, che magari vi scioccherà. Questo è un cavallo di Troia. Avete tutti studiato l'Iliade, vero? Avete presente cosa succede? Beh, in realtà il cavallo di Troia è più raccontato nell'Eneide, però non importa. Avete presente cosa succede sulla spiaggia di Troia? Ok, alla fine dei 10 anni abbondanti di guerra. Ok, perfetto. Cos'è che succede? Succede che i troiani si svegliano un mattino, gli Achei non ci sono più sulla spiaggia, trasloco più veloce della storia, incredibile, questi gli hanno fatto la guerra per 10 anni, sono morti, feriti, distrutti, affamati, quindi guardano la spiaggia e non c'è più niente. C'è soltanto una cosa, c'è questa enorme statua su ruote, peraltro, forse indizio che dovevano un po' tenere d'occhio, statua su ruote di un cavallo, simbolo del viaggio propiziato da Apollo. Quindi escono dalla città di Troia e dicono: oh, abbiamo vinto la guerra ragazzi, tutto a posto, gli attriti degli ultimi 10 anni, tutte quelle difficoltà, ce le siamo messe da parte, adesso possiamo divertirci. E mentre Cassandra, lì, pora Crista, dice: beh, secondo me non è una buona idea, no, io vorrei dirvelo, non è una buona idea, e tutti dicono: beh, che guasta feste, corvo tempesta, lasciatela stare, questi prendono il cavallo e lo portano dentro. Perché? Perché il cavallo è una promessa di festa. Il cavallo è una promessa di divertimento, una promessa di intrattenimento, e quindi lo portano dentro. Fanno festa, si sollazzano, si sbronzano tutti, altra dipendenza da evitare, soprattutto quando c'hai i greci sul piede di guerra, e di notte escono i guerrieri achei dal cavallo, una quarantina di loro, e ammazzano tutti e conquistano Troia. Ok, questa è la storia fondamentale, forse bisognava ascoltare Cassandra. Ecco, bisogna capire che con le dovute proporzioni, questo oggetto qua è potenzialmente il cavallo di Troia più devastante della vostra vita. Perché? Perché ha le stesse identiche caratteristiche. Provate a pensarci. Voi siete, facciamo proprio un esempio quotidiano, totale, in cui tutti vi riconoscete. Siete seduti sul water, ok? Siete lì, al mattino, vi siete appena svegliati, anzi dovete ancora svegliarvi. E quando vi svegliate, in quel momento di grande intimità, di solito nella testa cominciano a emergere alcune domande, tipo: hai studiato abbastanza? Oggi rivedi quel tuo amico con cui hai litigato? Oggi rivedi la ragazza o il ragazzo a cui hai fatto delle avance e che non ti ha cagato? E via dicendo, una serie di difficoltà. Vedo tutti fanno così, quel momento di riflessione in quel momento è molto profondo, da tanti punti di vista. Cosa che facciamo immantinente? Tac, e cominciamo a guardare le cose. Perché lo facciamo? Noi non lo facciamo veramente perché ci interessa quello che arriva da qua. Perché se io adesso vi chiedo di elencarmi i contenuti che avete visto ieri, anche soltanto ieri, forse anche stamattina su TikTok o Instagram, è probabile che su 20 video che avete visto, magari mezzo sapete indicarmene. Mezzo! Sì, il tizio che cascava dalla scalinata mi ha fatto ridere. E poi gli altri 20, 30, dimenticati. Noi non guardiamo queste cose perché ci interessano. Noi guardiamo queste cose perché chiudono delle porte. Perché fanno entrare nella nostra coscienza un elemento promettendoci serenità e divertimento, promettendoci intrattenimento. Il problema è che, proprio come il cavallo di Troia, una volta entrato, immette nella nostra vita una serie di comportamenti che sono terribili,
che sono comportamenti di compulsione, di dipendenza, di disattenzione, comportamenti che minano le nostre relazioni, la nostra capacità di concentrazione, di cognizione. La nostra capacità relazionale viene minata alla base dall'uso smodato di questi strumenti. E io vi dico di più, adesso non lo facciamo, magari lo facciamo alla fine di questo esercizio, però se voi prendete il vostro strumentino qua e guardate lo screen time, sono certo che troverete una risposta molto peggiore rispetto a quella che immaginate. Di solito io quando chiedo guardate lo screen time, cioè il tempo di schermo acceso della giornata, la gente, anzi, proviamo a farlo. Secondo voi, quanto tempo avete di screen time quotidiano all'incirca? Uno alla volta, perché chi è che... 4 ore? Qualcuno ha detto 4 ore? Chi è che dice 2 ore? Beh dai, nessuno 2 ore, almeno sono un po' più consapevoli. Ecco, la media europea per persone della vostra età, misurata l'anno scorso, è di 6 ore e 30. Ora io non so se voi siete parte di quel gruppo che spende così tanto tempo, ma 6 ore e 30 di media per una popolazione molto vasta è una tragedia umana, cioè nel senso è una tragedia perché significa che quasi un terzo della vita la passiamo a dormire, l'altro terzo lo passiamo davanti a uno schermo con cose che dimentichiamo. Ecco, capite che noi non usiamo questo per arricchirci, lo usiamo per allontanarci da qualcosa. E la domanda è: da cos'è che ci allontaniamo? E qui vorrei arrivare proprio al fulcro del mio intervento di oggi, perché ho fatto un lungo percorso per arrivare a questo, perché è il motivo per cui nascono le dipendenze. Ciò da cui vi allontanate è quello che gli psichiatri, gli psicologi cominciano a chiamare in quest'epoca, mutuando questo termine dalla filosofia, vuoto interiore. Ci sono dei libri che stanno anche uscendo proprio in questi anni, ma in realtà psicologi ne parlano già da molti decenni, di quello che denominiamo vuoto interiore. C'è un autore che io amo moltissimo, che mi ha salvato la vita da molti punti di vista, che è Viktor Frankl. Sicuramente chi si occupa di psicologia lo conosce. È l'inventore della logoterapia, che è questo tentativo di unire la psicanalisi, quindi la terapia psicanalitica, alla filosofia. E Frankl dice una cosa che per me che io ho rivisto perfettamente in me. Ciò da cui scappiamo, grazie a queste promesse, e lui parlava peraltro di giornali e televisione, immaginatevi voi cosa avrebbe detto davanti ai social, ciò da cui fuggiamo è la sensazione che dentro di noi ci sia un vuoto incolmabile. E io lo so che dentro di voi lo sentite, io lo so perfettamente che quando siete da soli a letto prima di addormentarvi, e spesso per quello fuggite sui social, quando vi svegliate o quando siete in difficoltà, ciò che sentite dentro è questa sensazione di questo vuoto interiore. Si chiama proprio, in questo modo è l'unico termine che descrive. C'era un filosofo del 1300 che lo chiamava l'abisso, il Grund. Era Meister Eckhart, ok, lo chiama il Grund. Ora non voglio abbellirlo con termini, però Grund rende bene l'idea, perché è anche bello, cioè sembra bello cattivo, cioè Grund, dice, vuoto interiore, dice, sembra quasi amichevole. Grund, no, non voglio berci una birra col Grund, ok? E questa sensazione io so che ce l'avete perché io ce l'ho, perché le persone che ho conosciuto più a fondo nella mia vita ce l'hanno, perché è un aspetto fondamentale della vita umana, perché quando tu inizi a fare quello scavo, quell'abrasione, a un certo punto quando sei da solo ti trovi di fronte a quel Grund, a quel vuoto interiore che non riesci a nominare, non riesci a sentirlo, non riesci a dominarlo, visto che si parla di dominare il mare del web. Il web lo possiamo dominare, ma soltanto se ci rendiamo conto che quel vuoto interiore non è un errore di sistema, non è un qualcosa di fallimentare della vostra vita, non è qualcosa che gli altri non hanno e voi sentite di avere. C'è un meraviglioso autore che veramente vi consiglio di leggere, che è Gabor Maté. Gabor Maté scrisse un libro importantissimo, Nel regno degli spiriti famelici. Ed è un libro che parla di dipendenze. Lui lavorò molto tempo con comunità di tossicodipendenti, dipendenti da crack, da eroina, quindi comunque dipendenze molto impattanti, non soltanto psicologicamente ma anche fisicamente. E lui a un certo punto dice una cosa che a me ha fatto riflettere tanto nella vita. Lui dice: quando noi guardiamo alla persona dipendente da qualsiasi cosa, da una sostanza, da un comportamento, da una relazione, noi pensiamo che il problema di quella persona sia la sostanza, la relazione, sia il comportamento.
quando vediamo qualcuno che distrugge la propria vita con l'eroina o col gioco d'azzardo, pensiamo che il problema siano l'eroina e il gioco d'azzardo. Gabor Maté dice, ma non è vero, perché per quelle persone l'eroina, il gioco d'azzardo, sono la soluzione. Certo, la soluzione sbagliata, ma è la ricerca di una soluzione. Seguitemi perché questo è molto importante. Io sono convinto che se questa idea si radica nella vostra mente, piano piano, nel corso dei prossimi anni, comincerete a vedere certe cose della vostra vita con occhi diversi. Per colui o colei che dipende da qualcosa, l'elemento esteriore da cui dipende è la soluzione. Io ho avuto un mio caro amico che purtroppo è morto a causa dell'eroina. Era una persona di un'intelligenza straordinaria. Veramente, si chiamava come me pure Riccardo, studiava filosofia con me, persona incredibile, però aveva questo problema enorme. E io entravo in conflitto con lui, quando gli dicevo, ma guarda che questa cosa qua ti sta distruggendo, è un problema questa cosa qua. E lui mi ripeteva sempre una frase che purtroppo ho capito troppo tardi, mi diceva, ma no, guarda che il problema è da un'altra parte. Mi diceva, il problema è da un'altra parte. E quando dicevo, ma cosa vuol dire il problema? Il problema è molto, molto... E io non posso comunicarti il problema, mi diceva. E io mi incazzavo tantissimo, dicevo, ma cosa stai dicendo? Solo poi ho capito che è veramente così. Perché il problema per lui era quel vuoto interiore. L'eroina per lui era ciò a cui attribuiva la capacità di risolvere quel vuoto interiore. Capire questo significa comprendere che la prima causa delle nostre dipendenze e delle nostre sofferenze causate da quelle dipendenze è il fatto di non saper familiarizzare con quel vuoto interiore che sentiamo dentro. Non prenderci il tempo per accettare un fatto definitivo che la filosofia ripete fin dalla notte dei tempi e che ancora non abbiamo capito. Che la vita umana, la tua vita, non è un problema risolvibile. Non è un'equazione matematica che a un certo punto qualcuno ti dà l'addendo giusto e dici eccolo, era questo! Non funziona così. Signore e signori, io ero deragliato a 17 anni, oggi ne ho 37, quasi 38, sono deragliato allo stesso modo. Non pensiate che io faccio un lavoro che amo moltissimo, mi sento privilegiato, vivo con una persona che amo, ho una famiglia che sta bene, sono fortunatissimo, ma quando sono da solo con me stesso in quei momenti là, guardate che l'angoscia, l'incertezza, le domande fastidiose, gli attriti, non è che hanno smesso di arrivare. Semplicemente ho cominciato a considerarli parte integrante della mia esistenza, sono miei alleati. Quel dolore, quel fastidio, compresi i sensi di colpa, compresi i rimpianti, comprese le domande che non vorrei pormi, non sono più il motivo per cui prendo e sul water apro TikTok o Instagram. Perché è questo il punto essenziale. Il punto essenziale è che quel vuoto interiore è la cosa più simile al carattere di cui parlavo prima. E quando tu fai sì che le esperienze della vita siano abrasive e tu non fuggi da quell'abrasione, non fuggi, non ti distrai, non cerchi la frictionless, da quelle abrasioni nascerà la forza per guardare quello che hai dentro e dire questo sono io. Le persone che ammirate di più nella vita, i vostri insegnanti, genitori, gli influencer che seguite, non so chi siano i vostri modelli, i grandi sportivi, i cantanti, nessuno di loro ha risolto la vita. Certo, tutti quanti siamo qua impegnati a mostrare che è così. Così la gente va sui social e mostra soltanto le cose che vanno bene. E quando tu vedi qualcuno che mostra solo cose che vanno bene, ti viene il dubbio che invece la tua vita che non va così bene sia sbagliata. Ma dobbiamo renderci conto che quella che ci raccontano è una menzogna. Io ho visto influencer 20enni, 21enni, che mostrano sui profili di essere arrivati da ogni punto della vista e vi posso assicurare che invece sono depressi, distrutti, non riescono a gestire la quotidianità. Esattamente come voi, come me in tanti altri momenti, in tanti altri aspetti. La dipendenza di ogni genere, quella d'azzardo è uno, ma anche quella da social media, nasce dal fatto di convincersi che quel disagio interiore che sentiamo più acuto da adolescenti, che poi un po' si smussa se lavoriamo bene, che quel disagio sia un errore di sistema. Qui parliamo di connessioni.
Volete connettervi? Per connettervi dovete vedere nell'altro lo stesso vuoto interiore. Per connettervi dovete, quando vi relazionate all'altro, capire che l'angoscia che senti tu al mattino, alla sera, la sente anche l'altro. La connessione non avviene attraverso le maschere che mettiamo, avviene attraverso quelle profondità nascoste, recondite, disturbanti, angosciose, che condividiamo tutti. Vorrei tornare un secondo a... Poi ditemi quanto tempo ho io, cioè nel senso fermatemi. Perché io, cioè, di questa cosa qua parlerei per 2 giorni e ve lo dico, potremmo stare qua fino a dopodomani per quanto mi riguarda, quindi fermatemi. Vorrei tornare un secondo a Omero, ok? Vi siete mai chiesti perché così tanti esseri umani nel 2025 leggono ancora Omero? Cioè, ma che cavolo? Questo ha scritto un poema nel VIII secolo a.C., un poema che raccontava una guerra avvenuta 500 anni prima della sua esistenza. E tu dici, ma che cacchio leggiamo ancora? Cioè, abbiamo tanti poemi che parlano di guerre più recenti. Che cos'è che leggiamo ancora di Omero? Vi siete mai chiesti questa cosa? Sicuramente per l'approccio che solitamente abbiamo nella scuola riguardante la letteratura, la domanda vi sovviene, ma che me ne frega del paradiso di Dante? Cioè, questo ha scritto un poema d'amore, religione, 700 anni fa, possiamo pure saltarcelo. Io lo so perché anch'io in realtà, che pure ero appassionato di certe materie, e al liceo ogni tanto me lo chiedevo. E poi in realtà mi sono reso conto che questo ha a che fare con le connessioni. Sapete perché Omero riesce ancora a parlare a noi? Perché l'Iliade, e potrei dire lo stesso dell'Odissea, ma soprattutto l'Iliade, non parla di una guerra avvenuta 3000 anni fa. Non è questo l'argomento di cui parla. Quando Omero nell'VIII secolo a.C. scrive l'Iliade, lui vive in un momento storico dove la sua Grecia sta entrando in una gravissima crisi. Sta per iniziare l'epoca dei tiranni, la democrazia, che già aveva i suoi problemi, comincia ad averne ancora di più, cominciano a profilarsi delle guerre terribili e c'è tanta angoscia, ok? Un momento di crisi economica, crisi politica, crisi spirituale ed esistenziali, i vecchi dei stanno venendo meno. Omero scrive l'Iliade e racconta la guerra di Troia. La guerra di Troia avviene 500 anni prima di Omero. E quando la Grecia, gli Achei, vincono la guerra di Troia, è il momento di maggior splendore di quella terra, di quel popolo. Cioè la conquista di Ilio è un momento di massima vittoria per quella cultura. È il momento in cui il Mediterraneo è ai loro piedi completamente. Non c'è nessuno che li possa... Quindi l'orgoglio, la forza, rappresentata da Achille, questo incredibile guerriero baciato dalla divina fortuna. Ok? E uno dice, perché Omero scrive questa opera raccontando una guerra che contraddice l'epoca che sta vivendo? Perché il messaggio di Omero è detto terra, poi leggetevi l'Iliade, lo vedrete con i vostri occhi. Il messaggio di Omero è, cari greci che 500 anni fa pensavate di essere i padroni del mondo, siate prudenti, perché i vittoriosi di ieri sono i vinti di oggi. E in effetti poi quello succederà alla Grecia. Ecco, vedete, questo tipo di sentimento lo potete sentire tutti, lo posso sentire anch'io, non è cambiato. Perché ancora oggi, 3000 anni dopo, noi, quando siamo tracotanti perché ci sembra di aver conquistato qualcosa, dimentichiamo di preparare l'animo a quando le cose non andranno più così bene, e viceversa. Il motivo per cui Omero arriva fino a noi non è per la guerra di Troia, Achille, Ettore, per tanti motivi ovviamente, ma perché racconta qualcosa di profondo che noi sentiamo dentro, nel profondo, e che viviamo intimamente in alcuni momenti della vita. Questo è un esempio per dirvi che le connessioni non sono quelle che facciamo attraverso... Qui facciamo altre cose, facciamo comunicazioni, che ci sta, è importante. Io grazie a questo sono sempre in comunicazione con la metà della mia famiglia australiana, senza questo non riuscirei a comunicare con loro così di sovente. Ma la connessione è un'altra cosa. La connessione è il momento in cui tu ti senti autenticamente vicino a un altro essere umano. E questo può accadere facilmente quando l'altro essere umano è un tuo parente stretto, che magari soffre, ha una malattia, e tu senti la sua angoscia. Quella connessione è facile da sentire. È un po' più difficile poi quando quella connessione devi sentirla nei confronti di un compagno di classe, che magari ti ha fatto anche un torto,
e tu di primo acchito vorresti mandarlo a quel paese, ma la connessione ti fa dire che per esempio quel torto lui l'ha fatto perché è insicuro tanto quanto te, che quella parola sbagliata te l'ha detta non perché è cattivo, ma perché ha angoscia, e in quell'angoscia tu puoi tranquillamente riconoscerti. Diventa ancora più difficile quando poi si tratta di qualcuno di totalmente sconosciuto, ma quella connessione c'è. Pensate che quella connessione c'è al punto che un greco di 2700 anni fa riesce a parlare a un vicentino del XXI secolo. La letteratura è la traccia di quelle connessioni. E quelle connessioni nascono perché queste opere, Dante, con il paradiso, con l'inferno, i viaggi di Gulliver, Jonathan Swift, tante cose che il Signore degli Anelli, un po' più vicino a noi, ma comunque distante culturalmente, via dicendo. La letteratura è l'evidenza secondo cui quella traccia esiste, quella connessione esiste. Ma per trovarla dobbiamo vivere quelle abrasioni. Perché mentre io raccontavo la cosa dell'Iliade, probabilmente alcuni di voi hanno detto sì, vabbè, ma insomma, mi sembra comunque una roba molto distante. Aspetta, è solo perché non hai vissuto certe esperienze. È solo perché non ti è capitato ancora quel momento della vita in cui ti troverai come Ettore a dover andare in battaglia pur sapendo che perderai la vita. Paradiso di Dante, il paradiso di Dante, che palle, il paradiso di Dante. Aspetta, perché ancora non hai dovuto dire addio alla persona che ami. Aspetta che arrivano i tram della vita, aspetta che arrivino. E allora lì sapete cosa succede? Succede che se io ho passato tutta la mia esistenza a distrarmi, quando arrivano i tram della vita, mi disintegrano. Divento poltiglia. Se invece, quando ero lucido, stavo bene, avevo amici, un po' di disponibilità di tempo, oltre a staccare e distrarmi, ho anche lavorato sulla mia interiorità, ho sentito quel vuoto interiore, ho familiarizzato con quelle domande, le ho ascoltate. Quando arriveranno i tram della vita, li avrò già immaginati in una certa forma. Avrò già sentito il dolore che mi aspettava. Avrò già vissuto i traumi che capiteranno, perché capiteranno e saranno imprevedibili, ma avrò preparato il mio animo a quello che poi sarebbe successo. Questo è ciò che ci rende indipendenti, autonomi. Io sono così innamorato della letteratura perché i libri che ho letto mi hanno salvato la vita. È grazie ai libri che ho letto che quando poi ho perso alcune persone sono riuscito a non diventare poltiglia. Anzi, ho usato quelle esperienze per diventare la persona che sono. È grazie ai libri, ai filosofi, alla letteratura che ho preparato il mio animo a dolori che non potevo prevedere come sarebbero avvenuti, ma poi sono avvenuti in forme diverse, ma ero pronto, ero sveglio. Non avevo vissuto sempre in un casinò. Il tempo che ho speso sui libri, che è un tempo di maggior attrito, è più faticoso, è più noioso rispetto a guardare video su TikTok, perché leggere è un comportamento volontario, intenzionale, devo voler girare la pagina ancora e ancora, devo voler stare sul testo, devo resistere alla tentazione dello schermo che mi dice dai, guarda che qua ci sono dei video divertenti, e via dicendo. Ecco, grazie al cielo sono rimasto là con quegli scrigni di attriti che mi hanno preparato a quello che poi sarebbe successo nella vita, e me ne aspettano ancora tantissime, e quindi spero che i libri che ho letto negli ultimi 20 anni mi aiutino anche alle prossime occasioni, perché ce ne saranno sempre. Ma per fare questo, io credo che il punto essenziale sia comprendere che non avete nulla di sbagliato nel vuoto che sentite dentro. Il primo passo per evitare di cadere in questi cavalli di Troia è accettare il fatto che l'angoscia, la paura, l'incertezza sono parti integranti della vita. I vostri insegnanti, i vostri genitori, le persone più ricche, popolari, belle, intelligenti che conoscete nella vita, vivono le stesse incertezze, vivono le stesse angosce, ovviamente in forme diverse, ma sono le stesse cose, perché siamo umani, siamo limitati, siamo rotti, e da quelle rotture cerchiamo di riaggiustarci. Quindi il mio augurio è quello di
fornirvi degli strumenti per accettare questa cosa che sentite dentro, che vi disturba così tanto, che ci disturba così tanto, che disturbava Omero e disturba me e disturba te, tutti noi. Ma da quella cosa lì, accettandola, cercare le vere connessioni con gli altri. Per me è questo fare filosofia. Non imparare memorie, citazioni, date, no, è questo, è cercare di connettermi con gli altri a livello di quell'abisso che troppo spesso nel nostro mondo cerchiamo di nascondere, di celare, perché ce ne vergogniamo. Non c'è nulla da vergognarsi. Una volta accettato quello, abbracciato, una volta familiarizzato con questo aspetto della vita, sarà molto più difficile per i cavalli di Troia, che sono lì pronti a entrarvi dentro la testa sempre, a prendere posizione dentro la vostra città interiore, la cittadella interiore la chiamava Marco Aurelio. Quindi fortificatela quella cittadella. I libri per me sono stati un momento essenziale di fortificazione, però lo potete fare soprattutto con le relazioni e le connessioni. Fortificatela e datevi il tempo veramente per chiedervi che cos'è la vostra vita, dove state andando. Non troverete mai risposte definitive, ma ogni volta in cui qualcosa accadrà avrete strumenti utili per capire veramente come siete fatti, trovare il vostro carattere e da lì magari costruire qualcosa che vi porti veramente alla realizzazione. Auguri ragazzi. Grazie di cuore Ric Dufer, veramente abbiamo iniziato come speravamo, cioè con un messaggio direttissimo ai ragazzi che sono i protagonisti delle nostre mattinate, non solo di questa, e quindi ti ringraziamo per esserti rivolto così, in maniera così coinvolgente e appassionante direttamente a loro. Abbiamo sicuramente avuto un'occasione importantissima di sviluppo del senso critico, che è uno dei grandi temi del nostro festival, in particolare per quando parliamo ai ragazzi, ma ancora di più, oltre alle attenzioni e alle raccomandazioni insite nei rischi della distrazione o della rete, soprattutto l'invito ad andare a fondo. Questo lo troviamo veramente prezioso anche dal punto di vista educativo, e oltre a questi nostri commenti ne abbiamo altri che ci stanno arrivando dalla rete, ne leggo solo un paio. Francesca, educatrice sociopedagogica da Roma, che ringraziamo, dice grazie per questa opportunità. E poi Giulia, buongiorno, è un piacere assistere a questo incontro, quindi abbiamo avuto dei riscontri, ne citiamo solamente un paio. Ora invito i ragazzi e le ragazze presenti, anche gli adulti ovviamente, insegnanti compresi, a rivolgere qualche domanda o commento, qualche rilancio, qualche sottolineatura a Ric Dufer. Abbiamo ancora un pochino di tempo, quindi... Anche obiezioni e attriti, mi raccomando, perché sennò... Esatto. Visto che gli fanno bene, sì, approfittiamo. Assolutamente. C'è qualche rilancio che avete piacere di fare? Sì, eccolo qua. Aspetta che ti arriva il microfono. Grazie Filippo. Ma in che modo, per esempio, Omero o loro possono aiutarci poi, non nel pratico, però quasi a colmare quel vuoto di cui... Come ti chiami? Filippo. Allora, Filippo, intanto l'espressione colmare quel vuoto è sbagliata. Quel vuoto non lo colmerà mai niente. Chi si convince di poterlo colmare, sai cosa fa? Prende le cose all'esterno e le butta dentro. E quella è la forma della dipendenza di cui parla Gabor Maté. Non devi colmarlo, devi semplicemente dargli occasione di arrivare a te, cioè devi proprio ascoltarlo. È una cosa molto difficile da esprimere, perché è il motivo per cui quelli che l'hanno descritto meglio sono i mistici, ok? Sono i mistici. Le religioni parlano tutte di questo, in fin dei conti. Tu devi darti l'occasione di sentirlo quel vuoto. Quando leggi le gesta del Buddha, ok, per esempio, Buddha dice continuamente che la meditazione serve per arrivare laddove gli altri non arrivano. In che senso? Nel senso che quando tu mediti, io non faccio meditazione, quindi non sono un esperto di meditazione, però questi sono argomenti che comunque ho approfondito. Quando mediti, la meditazione è un atto di silenziamento di tutte le interferenze che ti permette di sentire veramente la tua esistenza, sentirti un tutt'uno, ok? Per esempio. Oppure, come dicevo, Meister Eckhart, l'abisso, il Grund. Non devi colmarlo, devi semplicemente accettarlo, è lì, devi lasciargli il tempo di arrivare a te, di sentirlo. È una cosa molto complicata, si fa con la pratica. Però, venendo alla prima parte della domanda, come possono gli Omero, i Dante aiutarci? Intanto, una cosa molto pratica. Ricordatevi che la lettura attiva parti del nostro cervello che altri comportamenti non attivano. Quindi questo è molto importante. Lo so che adesso
continuano a dirvi ma sti ragazzi non leggono, però quando voi chiedete ok ma perché dovrei leggere? Prima di tutto perché se tu non leggi non stai attivando parti del tuo cervello, che è una cosa già di per sé importante, ma non è neanche questa. Dentro i grandi testi della letteratura tu trovi individui che secoli, anni, decenni prima di te hanno vissuto alcune esperienze, ok? Esperienze molto significative, talmente significative che poi le hanno scritte in un libro. Il fatto di leggere queste cose ti permette di utilizzare quella che Umberto Eco chiamava l'immaginazione attiva. Cioè, tu leggi, facciamo l'esempio, l'Iliade di Omero. Nell'Iliade di Omero c'è una scena straziante in cui Ettore, quindi il condottiero della città di Troia, prima di andare in battaglia, sapendo che morirà, perché non ha possibilità di farcela, va da sua moglie, come? Prende in braccio il figlio. Sì, e prende in braccio Astianatte, esatto, il figlio, e fa questo discorso a sua moglie, che è un discorso straziante, in cui lei gli dice ma non andartene, ma cosa fai? E poi però gli dice so che devi andare, e questo contrasto, che è veramente commovente, prima o poi nella vita lo vivrai, non nei termini di Ettore, non te lo auguro, ok? Non nei termini di Ettore, ma simbolicamente tu vivrai un momento in cui sarai chiamato a fare qualcosa nella tua vita che non vuoi fare, ma che dovrai fare. E per fare questo sarai costretto a sacrificare qualche cosa. Entrare in contatto con questa storia prima che ciò avvenga nella tua vita ti permette di riconoscere il pattern quando quella cosa comincerà ad avvenire. E la stessa cosa vale per tutta la letteratura. Sapete, noi amiamo molto, prima citavo Google Maps, ok? Ora c'è questa funzione che è Google Street. Quando giro per la città uso il cellulare e la fotocamera mi mostra la strada con tutte le informazioni. È fighissimo. La letteratura è la stessa cosa. Tu quando leggi libri è come se ti fornissi di informazioni in più su quello che vedi. Allora hai quell'amico tracotante, energico, sempre pronto a lanciare il cuore oltre l'ostacolo, molto positivo, ma che però ha anche il rischio di essere arrogante. Se hai letto l'Iliade e hai conosciuto bene il personaggio di Achille, potresti essergli di buon consiglio. Hai quell'amico che soffre terribilmente perché ha perso l'amore della sua vita, perché è stato lasciato e via dicendo. Se hai letto la Divina Commedia, adesso faccio un esempio, ok? La Divina Commedia è un testo che parla di perdita. È il viaggio di Dante per dare il suo ultimo addio a Beatrice. Ecco, se hai letto quel testo, potresti essere un grande aiuto per quell'amico o potresti avere degli strumenti in più quando tu vivrai quella perdita. E le vivremo tutti queste perdite. Le viviamo. Sono continuamente intorno a noi le cose che perdiamo, sacrifichiamo, le delusioni. La letteratura, perché usiamo Google Maps quando non usiamo la letteratura? Cioè è veramente assurda questa roba qua, è per me assurda. Vuoi leggerti un testo che per la tua età è perfetto? Leggi La Storia Infinita di Michelende. La Storia Infinita è un testo... L'hai letto? Ecco, quella è realtà aumentata. Altro che la realtà aumentata di Google, quella è veramente realtà aumentata perché ti prende una porzione del cervello e te la imposta in un modo che nella vita ti fa vedere un sacco di roba che prima non vedevi. Questo che fanno i libri, e lo fanno meglio di tutti gli altri linguaggi, perché nel libro sei in silenzio, sei tu con il libro e la voce che senti nella lettura è la tua. E questo è fondamentale. Spero di averti dato una risposta. In bocca al lupo, Filippo. Ho certamente sollecitato altre buone domande. Ah beh, su quello sicuramente. Forse ce n'è ancora una, velocemente. Sì, Eccola grazie. lì. Allora abbiamo tempo per quest'ultima. Ma quindi con questo vuoto, quale sarebbe la risposta giusta? Come lo si tratta? Nel senso che ci si trova un modo per convivere o si trova un modo per colmarlo di qualcosa di diverso, non nel senso di esperienza, ma proprio trovare un qualcosa del nostro carattere che permette di cambiare questo vuoto in qualcos'altro. Come ti chiami? Jacopo. Jacopo. Di nuovo ricordiamoci, colmare è la parola sbagliata. Appunto sì. È una domanda molto interessante questa e ti risponderei così. La cosa più utile del vuoto interiore è vederlo anche negli altri. Per questo, anche qua ragazzi bisognerebbe fare una risposta di 2 ore e mezza su questo, cioè è veramente difficilissimo, però io non sono una persona particolarmente religiosa, però leggo
tanta letteratura religiosa. San Paolo, nelle sue lettere, mutua un termine della filosofia antica greca. San Paolo scriveva in greco, ok? E lui mutua dei termini della filosofia e prende questo termine utilizzato da tanti filosofi, che è agape o agape, dipende se lo dici alla greca o alla latina. Che cos'è l'agape? L'agape è l'amore, ma non l'amore inteso come l'amore per la persona di cui ti sei innamorato, no. È l'amore inteso come quell'energia che ti spinge veramente verso l'altro. Agape è tradotto spesso in carità, però carità è veramente una traduzione pessima. La cosa più vicina potrebbe essere empatia, ma anche lì è un po' troppo, cioè mi sembra da guru dei social media, sì, empatico, cioè queste cose. In realtà agape significa, è connessione, cioè la parola più chiara è proprio connessione nel senso in cui la intendevo io. Cioè quando tu ti relazioni con l'altro, prima di vedere le sue maschere, prima di vedere i suoi gesti, prima di vedere tutto quanto, tu cerca di vedere il suo vuoto. Cerca di vedere il fatto che quando ti relazioni con qualcuno, quella persona è tanto spaventata quanto te, è tanto incerta quanto te, che sia più adulta di te, più piccola, che abbia idee diverse dalle tue, sta affrontando la stessa cosa. Tu non puoi, a quel vuoto interiore, non riuscirai mai a dare un'immagine. Meister Eckhart diceva che quel Grund è la cosa che si avvicina più a Dio, ok? Cioè è la cosa più vicina a Dio. Dio lo trovi in fondo alla tua anima, proprio in fondo nascosto, e quando te ne accorgi devi prendertene cura in qualche modo, ok? Ecco, l'idea è quella di sentire questa presenza anche nell'altro. Dico solo questo. Pensa soltanto a quanto oggi sui social media, ma non solo, anche nella vita, noi siamo molto reattivi nei confronti degli altri. Trovi qualcuno che fa una critica, o che non la pensa come te, o che non si veste come te, o che appartiene a un gruppo diverso. Siamo abituati a essere subito conflittuali. Ecco, l'agape sarebbe l'esatto opposto. È dire, sì è vero, cioè magari ti vesti diverso da me, sei diverso da me, hai idee diverse, via dicendo, però so che tutte queste sono manifestazioni di quel vuoto che abbiamo dentro sia io che te. Questo ti comporta un cambiamento radicale nel modo in cui ti relazioni alle persone. Io stesso l'ho attuato. Cioè io, quando mi confronto con qualcuno, che sia online o che sia offline, sempre mi fido del fatto che quella persona ha le stesse insicurezze che ho io. Questo mi aiuta tantissimo a relazionarmi all'altro, ed è questa l'agape. Il soccorso, la connessione, il sentirmi una cosa sola con la persona che vedo. Il vuoto interiore ti serve veramente a questo. Lo condividi, il fulcro fondamentale, utile di questa consapevolezza è che lo abbiamo tutti. E tutto quello che noi facciamo è il tentativo di risolvere quel vuoto. E quindi i modi con cui falliamo nel risolvere quel vuoto. Una volta che vedi questo negli altri, proprio c'è un interruttore nel cervello che ti fa comportare in modo diverso, che migliora le tue relazioni, che ti permette anche di riconoscere meglio le persone che potrebbero essere utili per la tua vita, che potrebbero arricchirti. Quindi è questo essenziale, non concentrarti tanto sul come faccio io a gestire il mio. Ce l'hai, non puoi farci nulla. Lo conoscerai mano a mano che lo vedrai negli altri. Questo è quello che ho fatto, è molto pratico, ok? Quindi ricordatela questa cosa qua, però ad applicarla sarà difficilissimo ovviamente. Ecco, gli autori che ho citato potrebbero aiutarti a darti qualche spunto in più. Grazie a te. Grazie a te, grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che sono intervenuti oggi, siamo stati veramente molto felici di avervi qui e di rivedervi anche dopo il laboratorio che abbiamo fatto insieme in classe, quindi vi chiedo di farvi sentire un'ultima volta con un applauso. Questo è anche il nostro applauso nei vostri confronti, nei confronti dei vostri insegnanti, degli educatori che vi hanno accompagnati qui, quindi grazie ancora alla terza D del Liceo Scientifico Fermi di Padova, a tutte le classi che hanno partecipato da remoto, che salutiamo ancora una volta, grazie alla dottoressa Zavan, al dottor Sava e al dottor Vianello che sono intervenuti, e soprattutto grazie a Ric Dufer che ha aperto veramente nel migliore dei modi il nostro festival, la nostra settimana della prevenzione Cambio Gioco.
UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato, vi invitiamo ai prossimi appuntamenti sempre gratuiti, potete trovare tutto il programma sul sito www.cambiogiocol6.it e vi aspettiamo sia in presenza qui al Barco Teatro di Padova sia da remoto alle 17:30 con Sabrina Molinaro per un incontro dal titolo Vite connesse tra gioco, rischi digitali e nuove frontiere del benessere. In seguito, sempre quest'oggi, avremo il dottor Stefano Rossi alle 20:30 con un incontro dal titolo Demenza digitale e trappole della rete. Quindi continueremo con questi interessanti argomenti aperti oggi da Ric Dufer, che ringraziamo ancora una volta. Grazie a tutti, continuate a seguirci. Cambio gioco.